lá per iniziare. Ok, buongiorno a tutti. Voi che siete qua, che siete a casa e quanto è prezioso stare insieme a lodare il nostro Dio. Io vorrei condividere questo brano qua che noi conosciamo di Salmo 42. Da versetto 1 fino al versetto 4. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, ó Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio, le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, tra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Quando leggiamo questo brano qua è prezioso vedere la cerva che desidera l'acqua. Quando abbiamo iniziato il nostro lavoro a Belluno, eu sempre facevo quella strada che va da Valdobbiadene verso Busco, Sédico, e passa per le montagne, c'è il Piave alla sinistra e le montagne alla destra. Il problema non era andata, il problema era il ritorno, perché ho visto 2 o 3 incidenti gravissimi della macchina con le cerve, con gli animali silvestri in quella strada. Perché cosa faceva l'animale? Sul far della sera andava sul Piave a prendere l'acqua e dopo saliva sulle montagne. E quando leggiamo questo brano, questa cerva desidera l'acqua perché passa tutta la giornata in bosco, ma quando arriva il pomeriggio alle 18, quando il sole comincia a tramontare, desidera l'acqua, ha sete. E così va di là e dopo sale novamente. È un esercício, è una bella corsa. E è interessante vedere che il testo continua a dire: l'anima mia anela, desidera a te. Quando nós stiamo iniziando un culto in questo momento, deve avere questo desiderio di sentire questo Dio, perché devo sentire quella sete, quella fame di un Dio vivente. E quando stiamo qua insieme per adorare il nostro Dio, è prezioso sapere che come popolo, come gente, possiamo avere questo desiderio di adorare il nostro Dio. Tu che sei a casa, può darsi che tu non possa uscire, non possa venire qua, ma che questo desiderio possa venire nella tua anima, nel tuo cuore, e che possa esprimere questo desiderio di adorare Dio cantando, adorando, ma soprattutto avendo un rapporto con Lui. Versetto numero 4. Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla. Stiamo vivendo questo periodo di chiusura, apertura, apertura, chiusura. Já sono da più di un anno e è interessante che tante persone, tanta gente si è abituato a restare a casa. E chiesa non è solo un luogo dove ci troviamo per adorare Dio, è rapporto, è contatto, è vita. Perciò o quanto ti manca vedere le persone in un parcheggio, salire sulle scale, trovarti qua, guardare alla destra e a sinistra e vedere questa persona che è preziosa. E qua questo autore dice così: io ricordo con profonda commozione quello tempo, con canti di gioia, di lode, moltitudini in festa. Non possiamo abituarci di stare a casa. Abbiamo una internet che ci aiuta, ma abbiamo una internet che possa diventare per noi una trappola dove noi perdiamo un rapporto umano. Chiesa è intimità, casa del Signore è vita, è intimità. E perciò questo autore qua diceva: la cerva desidera i corsi d'acqua, l'anima mia nella te. E lui conclude questo tratto qua dicendo: io ricordo quello tempo che eu camminava insieme alla gente.
e che noi possiamo godere questo culto oggi, che siamo qua e che tu sei a casa e che tu possa vedere la gente oggi e ricordare con commozione: o quanto è bello, prezioso, io vorrei stare assieme con la gente, con il popolo di Dio. Questa è la Chiesa. E oggi noi vogliamo adorare il nostro Dio e vedere questo Dio che vince, questo Dio che è il grande, potente e grande Dio della nostra storia. E vogliamo adorare con tutto il nostro cuore e desiderare questa intimità con Lui. Amém? Preghiamo, chiudi i tuoi occhi e che possiamo pregare a Dio che possa il nostro cuore aprirsi a Lui, desiderare, anelare, commozione di stare insieme, vedere la gente che si avvicina in un solo luogo, salire le scale con sorriso, vedendo i fratelli e sorelle. Quanto è bello questo! Quanto è bello quando possiamo vedere la gente che adora, canta la gioia, perché è una risposta di una settimana di esperienza con Dio vivente, dove i nostri occhi sono stati messi in quello che è prioritario al nostro Dio. Nostro Padre, siamo qui, vogliamo adorarti, vogliamo cantare, vogliamo, Padre, insieme ai fratelli e sorelle, manifestare quello nostro desiderio di avere intimità con te e sentirti in modo personale la tua presenza. Tu ci sei, grazie. Tu ci sei. E è questa la nostra gioia. Grazie, Padre. Ci sono dei fratelli e sorelle che ancora sono a casa, non possono uscire. E loro possono, Padre, vivere e godere questo culto con gioia, allegria. Perché tu ci sei lì. Tu non sei un Dio, Padre, che possiamo trattenere in un luogo. Tu sei dappertutto. E lode a te e gloria a te. E ora, Padre, vogliamo adorarti, cantare e offrirti questo culto, perché tu sei il nostro Dio, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Possiamo adorare, cantare, possiamo stare in piedi. Sono i ragazzi oggi che staranno conducendo questo momento di lode e adorazione, e è quanto bello e prezioso vivere questa esperienza. Alleluia. Amém, Chiesa. Amém. 3, 2, 1, cantiamo e adoriamo. Forza
Com'è bello poter cantare io sono il vincitore in Cristo Gesù. Grazie Signore per averci donato la salvezza. Adesso possiamo cantare questa canzone che si intitola Signore voglio te. Se sei venuto qui in chiesa, molto probabilmente è perché tu vuoi sentire veramente la presenza di Dio nella tua vita. Tu vuoi sentire questa mattina il Signore che ti parla, vuoi sentire il segno del Signore nella tua vita. Quindi tu puoi cantare così: Signore ti voglio sentire te, io voglio più di te, voglio toccarti, vedere il tuo viso, Signore io voglio te. Cantiamo.
Amen. Il prossimo canto dice che potente nome è il nome di Gesù mio Re, e mi sono chiesta in che senso il nome di Gesù è potente, e il Signore mi ha risposto: il possessore di questo nome ha sconfitto la morte, e se ha sconfitto la morte significa che è al di sopra di ogni cosa. Quindi voglio invitare la Chiesa a pensare questa mattina, mentre cantiamo questo canto, che il Signore è al di sopra di ogni nostro problema, al di sopra di un problema di salute, al di sopra di un problema familiare, al di sopra di un problema economico. Dio è al di sopra. Amen. La parola dal principio, uno con l'Altissimo, la creazione, la tua gloria, rivela
Grazie Padre, Signore. Ricevi la nostra lode. Questo è per te, Signore. E Signore, adesso che ascolteremo la tua parola, apri i nostri cuori per riceverla. Ti chiedo che possiamo uscire da questa sala trasformati, con un cuore pronto a servirti e a onorarti, Signore. Grazie Padre, per chi tu sei. Grazie Padre. Amen. Potete sedervi. Amém. Precioso adorar o nostro Dio. Suo nome è prezioso. Quanto è bello per noi sentire questa grandezza di Dio tramite la lode e l'adorazione. E è interessante che la musica ci porta sempre a un altro mondo, no? Almeno succede con me. E gloria ao nostro Dio. Preghiamo. Abbiamo visto i ragazzi qua, una generazione. E speriamo che questa generazione continui a crescere amando il Signore. Nosso Padre, io ti ringrazio perché il tuo amore è arrivato nella mia vita, la tua grazia, la tua misericordia. Grazie. Io prego, Padre, per la tua Chiesa, il tuo popolo, la tua gente. Nella storia, tante situazioni di conquista e di vittoria, tante situazioni, oh Padre, di difficoltà, ma la tua Chiesa arriva fino ad oggi. 2000 anni di una storia, di un popolo, di una gente che continua a essere la tua Chiesa. Ti ringrazio, Padre, di essere qui questa mattina. Benedici questo gruppo di ragazzi che ti adorano in spirito e in verità. Benedici la tua Chiesa, il tuo popolo. Benedici quelli che sono a casa ti adorando, che stanno seguendo, Padre, da lontano questo momento di lode e adorazione della tua parola. Benedici ciascuno di noi. Quelli che sono, Padre, in afflizioni, che soffrono in questo momento. La tua mano, Padre, di conforto. Quelli che soffrono, Padre, con la perdita di una persona molto speciale. La tua mano, Padre, di una voce di speranza. Sei tu, oh Padre, la nostra speranza. Sei tu. Questo culto, Padre, solo per te. E che lo Spirito Santo continua, Padre, in mezzo a noi, a fare quella opera di trasformazione nel nostro essere. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Hoje é o giorno della mamma, não? Oh. Oggi ristoranti sono aperti, ok? Papà já pode portare i figli che devono pagare oggi, ok? Così non so da dove prenderà i soldi i figli, ma siete con voi oggi la responsabilità. Efesini 2, 4 a 10. Nós stiamo lavorando in questo periodo già da marzo, aprile. O argomento di essere chiesa e entrare veramente nella ragione di quello che significa essere chiesa non è un'organizzazione, non è un nome, non è una targa, non è niente di questo, sono le persone, è gente. E é su questo che noi stiamo camminando oggi. E o quanto è prezioso sapere che la Chiesa ha responsabilità di portare le persone dalla morte alla vita. E la Chiesa deve essere viva, deve avere vita qua dentro, deve avere vita dove siamo noi. Tra poco usciremo di qua, andiamo a un ristorante, andiamo a casa, domani staremo lavorando, ma noi dobbiamo portare vita alle persone. Efesini 2, 4 a 10. Ma Dio che è ricco in misericórdia, com cui, per o grande amore com cui te ha amati. Sapeva che tu sei amato?
Tu sei amato in modo molto speciale, tu sei amato da Dio, tu sei unico. Anche quando eravamo, dove eravamo noi? Morti. Tutti noi eravamo morti, nei peccati. Ma che cosa Dio fa? Ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Ele ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti, è per grazia che siete stati salvati. Mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ci ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati. La Chiesa, interessante, la Chiesa è un gruppo di persone e noi abbiamo questo privilegio meraviglioso di portare le persone in morte alla vita. Come ho detto 2 settimane fa, 2 domeniche fa, ho celebrato i miei 40 anni, sono uscito dalla morte e sono andato alla vita perché un gruppo di persone mi ha portato a conoscenza di Cristo. Perciò la Chiesa è chiamata a portare le persone a scoprire la vita e il significato di vivere. Tu c'è la certezza della vita nella tua storia o no? Tu sei sicuro che la vita è in te? E tu gioisci con questo? Perciò le persone che vivono la sofferenza e il dolore sono privilegi che noi abbiamo di portare queste persone alla vita. Questa settimana abbiamo trovato una persona, una tristezza, un dolore, una sofferenza, una storia. E quando abbiamo visto quella vita, che opportunità di dare vita a una persona che è morta. Questa persona soffre tanto. Hai conosciuto il Signore, ma ha lasciato indietro il Signore. Está oggi vivendo una sofferenza fortissima. E quando eu vedo quella storia, eu comincio a pensare, e adesso, Caio, domenica tu devi predicare di dare vita a questo gruppo di persone, a questa persona. Mette in pratica questo. O quanto è prezioso di portare questa persona a ritornare a vedere il senso della grandezza e dell'amore di Dio. Sono le persone smarrite, sono le persone che non sanno dove andare, sono le persone completamente perse. Se sono smarrite non sanno come scoprire, ossia sono persi na sua storia, stanno cercando di risolvere ao modo loro e a storia continua a diventare più difficile, più sofferente. La Chiesa esiste per portare le persone smarrite alla conoscenza della gloria del Signore. Tu conosci qualcuno che non sa dove andare? Tu conosci qualcuno che non sa la strada per arrivare alla vita? La responsabilità è nostra, è tua. La Chiesa ha questo privilegio di portare la gente a conoscenza di Gesù. Dio ci ha lasciato questo meraviglioso privilegio. È tramite la sua Chiesa che Dio farà questa opera. Tante volte noi preghiamo Dio, cambia il cuore di quella persona, Dio agisce in quella persona e Dio fa così. Sei tu che devi fare questo, Caio. Sei tu. Io sarò con te, lo Spirito Santo è con te. Io userò la tua vita. Ma chi deve andare di là sei tu. Ah, Dio, è difficile arrivare in quella porta, in quella casa, in quella storia. E Dio dice, sei tu. È un privilegio. E quando tu vedrai questa persona cambiata, trasformata, tu dirai, Dio, grazie perché tu mi hai dato i tuoi occhi per vedere quella situazione e trasformare questa vita. Perciò noi siamo noi oggi a vedere le situazioni della sofferenza della gente e portare alla gloria do Signore. Io vorrei oggi leggere un brano che noi conosciamo, di una storia che praticamente ci fa vedere l'opera della Chiesa in trasformare una vita, trasformare le persone. Marco capitolo 2, 1 a 12, scusate. Marco 2, 1 a 12.
E è su questo brano che vorrei camminare questa mattina. Marco 2, 1 a 12. Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che lui era... Dove era Gesù? In casa. E si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Ele annunciava a loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù. Puoi immaginare Gesù a casa? Qualcuno comincia a scoperchiare il tetto, fare quello rumore, quello disastro. Che cosa tu potevi fare in quel momento? Fermati! Gesù lascia, no? Scoperchiare il tetto dalla parte dove era Gesù. E fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse ao paralitico: Figliolo, i tuoi peccati ti sono? La fede di un gruppo, il perdono, la purificazione di una persona. Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cor loro: perché costui parla in questa maniera? Ele bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non un solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito com il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire ao paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse ao paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed ele se alzò e preso subito il lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, sinché tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Che storia! Quando leggiamo questa storia cominciamo a vedere il senso della Chiesa. E io devo vedere qua 5 punti importanti. Esiste un paralitico, esiste un morto, esistono le persone, ci sono gli amici, è la Chiesa, esistono ostacoli, esiste un incontro, esiste una guarigione, esiste un perdono. Così su questi 5 punti qua che vorrei camminare questa mattina per vedere la bellezza e la ricchezza di questa storia che può diventare la nostra storia. La nostra storia. Esiste un paralitico, esiste un morto. Perciò la Chiesa deve essere sensibile alle situazioni delle persone che troviamo vicino a noi. Ossia, dobbiamo avere questa sensibilità di vedere la sofferenza della gente. Esiste una realtà che noi dobbiamo essere attenti. Tante volte pensiamo tanto nella nostra vita, nel nostro interesse, nel modo personale di una conquista, di avere un secondo interesse personale nostro, e stiamo perdendo di vedere in quella persona una nuova storia. È morta, ha bisogno di vita. Sono tante persone in mezzo a noi che non riescono a prendere una iniziativa e sapere che l'unico è Gesù e loro non sanno. Perciò che sono persi, smarriti, perché loro non sanno. E l'unico modo per dare soluzione a questa vita sei tu, siamo noi. La nostra sensibilità è vedere che questa situazione di morte è intorno a noi. O quanto la gente soffre, o quanto la gente è persa, o quanto le persone oggi stanno completamente perdendo una storia, una vita, e noi siamo consapevoli di questo. Quante persone soffrono con l'amarezza, profondi dolori familiari, solitudine e conflitti. Quanti problemi familiari noi troviamo qua nella nostra Italia. Quanta mancanza di perdono, quanta mancanza di riprendere un rapporto, quanta mancanza di rivedere il fratello, la sorella, i genitori e i figli. Quanta storia di abbandono che noi troviamo nelle famiglie.
Loro sono persi, sono morti. Mancanza di perdono, persone tristi, e creando una nuova generazione delle persone amare e tristi. Perché se manca il perdono, noi creiamo una famiglia triste. E i figli stanno crescendo in mezzo alla tristezza. Quanto soffriamo in vedere questa storia. È la sofferenza della gente, quanta vendetta. Invece di sistemare, cerca autosoddisfazione e cerca di fare qualcosa per fare vedere. Noi non siamo qua per fare vedere nessuno. Noi siamo qua per manifestare quello che abbiamo ricevuto, grazia e misericórdia. Noi siamo qua chiamati a dare vita a queste persone che stanno soffrendo, stanno nella morte. Quanti dolori, quanto traumi, quanto caos. Quanto caos. Quante persone stanno gridando per un psicologo che possa ascoltare, perché l'amarezza è profunda nel loro cuore. E noi sappiamo che Cristo Gesù può dare questa trasformazione. Questa gente sofferente in mezzo a noi sono persi, perché non sanno come risolvere questa sofferenza. Loro non sanno. E per noi, tante volte, noi giustifichiamo quella storia. Ah, ma loro conoscono. Loro non conoscono, no. Dio ha chiamato a te, in mezzo a questo gruppo di persone, a dare vita. E o nostro agire umano, a nossa conoscenza umana não cambia o futuro de questa gente, mas o nosso agir em Cristo, a nossa conoscenza em Cristo, nós possiamo vedere o dolore di quel cuore. Abbiamo in mezzo a noi di paralitici, e non sono pochi, e non sono pochi. Quanti paralitici tu già hai trovato nella tua strada? Tu hai invitato qualcuno a portare questo paralitico alla conoscenza di Cristo? Existe um paralítico, existe um morto. Nós troviamo di paralitici in mezzo a noi. Ci sono delle persone morte. Questa gente non ha conoscenza di Cristo Gesù. Noi abbiamo la vita. Perciò noi possiamo fare vivificare questo gruppo di persone. E il secondo punto è questo: ci sono degli amici. E che cosa significa essere amico di qualcuno? Dare la propria vita. Eu sono amico quando sono pronto a dare la mia propria vita. Questi amici siamo noi, siamo la Chiesa. Já ho raccontato a voi tanto tempo fa, eu não sou notário, uma volta me estava negando, 3 amici sono messi in acqua, sono venuto da me e mi hanno portato alla riva, mi hanno salvato, hanno rischiato la loro vita per salvarmi. E è interessante che dopo circa 40 anni sono gli stessi grandi amici che ce l'ho oggi. Amici sono quelli che sono pronti a rischiare la propria vita. E tante volte non è rischiare la propria vita fisica, è mettere in rischio la mia vita dei miei concetti umani per dare vita agli altri. Tu sei pronto a dare la tua vita, dei tuoi concetti, i tuoi valori umani per dare vita a un'altra persona? Ma io penso così. Tu non pensi così. Tu devi salvare la persona. Vedere la necessità e agire, vedere il problema e manifestare un sforzo, vedere la disgrazia e offrire grazia, vedere il dolore e manifestare un'azione, essere attivo, proattivo. Essere amico è pronto a morire per l'altra persona che sta morendo nella disgrazia. È molto interessante vedere Dio che non abbandona nessuno. E Dio sempre dà un'opportunità alle persone. E perciò che Dio sceglie a te per dare grazia alle persone. La Chiesa sempre trova delle persone vicino. Quante persone che entrano per questa porta, che stanno vivendo questa sofferenza, questo dolore, e entrano qua cercando che cosa? La grazia. Non andare via, se tu non conosci la persona, non può abbracciare, ma fa uno sguardo. E come abbiamo parlato 2 domeniche, sia educato in Cristo Gesù e fa un saluto guardando negli occhi e possa dire: io sono con te. Quante persone che tu non conosci qua oggi e che tu possa dire: io vorrei camminare con te. E questo tu puoi dire. E questo manifestare, che cosa importa il tuo tempo?
Che cosa importa? Perché noi siamo qua per dare vita alle persone che sono arrivate in mezzo a noi cercando una salvezza, una soluzione di vita. Dio ci dà questo privilegio. La Chiesa sono le persone che devono essere attenti alle situazioni di paralitici che sono in mezzo a noi. Quelli che non sanno camminare, quelli che non conoscono questa grazia, che non vivono. Quante persone ci sono in mezzo a noi, quanti morti. Esce il tuo giudizio, entra in azione con guarigioni. Vederli persi con gli occhi del Signore. Io non posso vedere la gente con i miei occhi, ma con gli occhi del Signore io posso. Perché è stato con gli occhi del Signore che ho trovato la salvezza. Vedere il problema è facile, ma Dio mi ha chiamato a vedere la soluzione di guarigione a queste persone. Vedi il problema, ma cerca una soluzione per quella persona. La soluzione è collegata con quello che ho vissuto, la mia storia. Perché se io non ho conosciuto l'esperienza di Cristo Gesù, io non posso offrire una soluzione. Ma se io ho conosciuto un'esperienza in Cristo Gesù, io conosco la soluzione. La Chiesa, quando vive l'apatia che non si coinvolge con la morte, è una Chiesa morta. Una persona che è apatica, che non si coinvolge con la morte degli altri vicino a te, è perché tu sei morto. Noi non possiamo continuare in questa apatia. Noi dobbiamo risvegliare un risveglio profundo nella nostra vita, che lo Spirito Santo possa portarci a una azione. Io devo agire, devo prendere il lettuccio e andiamo. Non ce la faccio da solo. Emerson, dá una mano, andiamo. Andiamo, Jaqueline, sono 4 che devo portare, abbiamo bisogno, andiamo Vittoria. I paralitici ci sono, i morti ci sono, e gli occhi spirituali riescono a vedere questa situazione. Il problema è che tante volte noi vediamo l'esterno e noi non guardiamo l'anima della persona, noi guardiamo l'esterno e facciamo il nostro giudizio. E stiamo perdendo o tempo, o momento di dare vita e prendere quella lettuccio e guardare l'anima della persona. Il nostro rapporto oggi si diventa più superficiale. È un incontro? Come stai? Tutto bene? Ciao. La storia ti sta portando a vivere in un mondo molto veloce e nella superficialità. Qual è stato l'ultimo giorno che tu hai investito un tempo con una persona che soffre? Di prendere un caffè, di fare una camminata, di fare una colazione insieme, un pranzo, investire tempo con le persone che soffrono e quell'incontro che tu possa guardare l'anima della persona che sta morendo e tu portare una soluzione. Cominci a prendere la tua agenda e inserire tempo di qualità con le persone che soffrono. È molto semplice, novamente Emerson, ma molto semplice stare con Emerson, ci troviamo. Lui è stato guarito, ma ci sono tante persone che io devo investire tempo e prendere il lettuccio e portare a Gesù. Devo agire, è di là che eu devo investire, è di là che eu devo criare uma nova storia. I nostri contatti con la gente oggi sono leggeri e superficiali e dopo ci sorprendiamo, quella persona ha commesso suicidio. Io ho conosciuto. Quella persona ha fatto un disastro con la sua famiglia. Io ho conosciuto. E perché non ho investito tempo con quella persona? Per cercare di evitare quel danno. Noi abbiamo l'opportunità. Perciò questo gruppo vede un problema, decide e va. Questo problema c'è una soluzione. Ma è interessante che nella vita, quando noi cerchiamo una soluzione per una persona, che cosa succedono? Ostacoli, barriera. E loro desistono quando ci sono di ostacoli e barriera? Sì o no? Era casa loro quello? No. Era casa di Gesù. Scoperchiare il tetto. E hanno messo quello ragazzo giù. C'era tanta gente. C'era tanto pregiudizio dentro di quella sala. Ma loro hanno vinto tutti questi ostacoli. Quando noi stiamo portando una persona alla conoscenza di Gesù, pensate che è una passeggiata?
Nós estamos tolhendo aquela pessoa da Alemanha do diabo. E tu pensa que o diabo estará repousando mentre tu está portando com essa pessoa de Jesus? Ci sono di ostacoli con quella persona, in quella storia. Ma di là noi dobbiamo insistere, noi dobbiamo vincere i preconcetti, pettegolezze, critiche, tradizioni, mancanza di visione, cattiva testimonianza. Noi dobbiamo vincere tutto questo. E ci saranno tanti ostacoli. Ma io devo sapere che la Chiesa non può avere questo preconcetto, la Chiesa non può essere critica. La Chiesa non può avere un occhio che guarda só l'esterno e cominciare a criticare perché quella persona si veste in quello modo, è di quello modo. Non è così la Chiesa. La Chiesa esiste per dare vita. Noi tante volte criamo i nostri ostacoli per impedire che una persona sia trasformata. La Chiesa tante volte è tanto chiusa. E tante volte noi diciamo só può entrare nella Chiesa se prima tu devi passare per un processo di trasformazione. La persona sarà trasformata quando sarà immersa allo Spirito Santo, alla guida di Dio in mezzo alla Chiesa. Ieri i ragazzi hanno fatto un evento qua molto speciale, molto prezioso. Eravamo, non posso dire, erano più o meno 50 ragazzi e più 2 o 3 vecchietti qua. Prezioso. Una creatività per aprire gli occhi e vedere gli occhi degli altri ragazzi come un ragazzo può adorare il Signore con la musica, con la parola, con la preghiera. E i giovani fanno questo. Abbiamo cercato di togliere un ostacolo dove la gente pensa che la Chiesa è per i vecchietti. Da dove è scritto questo? La Chiesa è per tutti, per i giovani, i bambini che sono lì adesso. E Samuel, dove sei tu? Tu hai detto ieri che la Chiesa, noi siamo il futuro della Chiesa. Che futuro? Niente. Voi siete il presente della Chiesa. E il vostro agire proattivi, voi dovete cambiare una storia. Siete voi ragazzi. Noi vecchietti tante volte stiamo qua. Siete voi con la vostra forza. E togliamo questo ostacolo di non libertà questo gruppo di ragazzi di portare la gloria al Signore. Alleluia. Ok, Bruno, ogni domenica come ieri, ogni sabato come ieri, ok? Bruno quase me uccise ieri quando detto, ogni sabato facciamo così. Ma o quanto è prezioso togliere questo ostacolo. La Chiesa deve essere viva, aperta e fare manifestare la vita di Cristo agli altri. La Chiesa cria setaccio e filtri che impediscono delle persone di conoscere Gesù. Per venire in Chiesa deve... Calma. Maria Madalena entra in questa Chiesa. Benvenuta Maria Madalena. Zaqueu, quello ladro, entra. Benvenuto Zaqueu. Quello leproso, un abbraccio. Non so se c'era il coronavírus in quel periodo, ma Gesù lo tocca. Benvenuto leproso. O lado sulla croce c'erano 2 ladri, hanno ascoltato. Benvenuto. Matteo, che aveva tradito il suo popolo. Benvenuto Matteo. E così noi dobbiamo avere questa sincerità, uscire da nostra ipocrisia religiosa e dire benvenuti, benvenuto. Nós siamo pronti a darti vita perché lo Spirito Santo è in mezzo a noi. Benvenuto. Noi non vogliamo il tuo cambiamento per entrare in questa sala o per partecipare di un piccolo gruppo di studio. Noi vogliamo come tu sei. E la trasformazione non è mia, è dello Spirito Santo. Tante volte noi vogliamo occupare un posto che appartiene allo Spirito Santo. È Lui che rivela e trasforma una persona. Non sono io. Noi dobbiamo insegnare la parola. Noi dobbiamo predicare la parola. E questa parola con lo Spirito Santo comincia a manifestare in quel cuore dove la persona deve essere cambiata e trasformata. E dopo noi dobbiamo vedere i frutti, vediamo i frutti di trasformazione. Tu non sei lo Spirito Santo, io non sono. Ma lo Spirito Santo fa questa opera. Perciò non importa. Só posso dirti una cosa, benvenuto. Ma qua fuori, qualsiasi religiosità, qualsiasi preconcetti umani e religiosi che impediscono delle persone di adorare a Dio. Qua è un luogo di trasformazione a tutta la gente. La Chiesa vuole tante volte sostituire lo Spirito Santo. La Chiesa ce l'ha lo Spirito Santo,
ma la opera transformatrice è Dio che lo farà. O compito della Chiesa è portare la persona a una conoscenza e non giudicare le persone. Ogni persona ha il suo timbro e noi dobbiamo togliere questo timbro e fare vedere che il Signore, lo Spirito Santo, cambierà. Che sia così la nostra Chiesa. Abbiamo degli ostacoli, ma Dio ci ha dato la creatività di togliere questi ostacoli. Quando una persona si avvicina al Signore può vedere la sua gloria. Versetto numero 4 e 5. Ancora in Matteo 12. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, che cosa loro hanno fatto? Fecero? Scoperchiarono il tetto da parte che dove era Gesù. E fattavi un'apertura, calarono il lettuccio, sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Chi doveva pagare per sistemare quello tetto io non lo so. Se loro hanno sistemato quello tetto io non lo so. L'unica cosa io lo so, che loro sono stati creativi a portare quello ragazzo alla conoscenza del Signore, alla presenza del Signore. E il Signore ha perdonato i peccati. Portare amici in chiesa e avere saggezza e creatività, in modo che loro possano vedere Gesù, possano vedere il Signore. Ostacoli sono meravigliosi, perché questo mi fa vedere la mia fede, la perseveranza e la creatività che Dio mi dà. Che possiamo essere creativi a fare vedere la gloria del Signore. Scusate Franca, ma tu sei stata creativa del Signore a fare un libro e che questo libro possa scoperchiare tanti tetti per arrivare alla conoscenza del Signore di tante persone che non entreranno in questa sala. È la creatività di Dio. E dopo che succede questa creatività di Dio, esiste un incontro, esiste una trasformazione. Matteo 11, 28. E è interessante che Gesù parla di questa frase. Venite a me, voi tutti che siete affaticati. E che cosa farà Gesù? Io vi darò riposo. La Chiesa è il luogo, sono le persone dove la presenza di Gesù è visibile. E quando venite a me, io vi darò riposo. La gente deve uscire di qua guarita, trasformata, perdonata da Gesù. Gesù non rifiuta un cuore spezzato. Gesù non rifiuta un cuore frantumato. Gesù non rifiuta un cuore che sta gridando per una soluzione della sua storia. Gesù non rifiuta questo cuore. Perciò quando noi portiamo una persona con questa intensità di fede, perché la fede era dei ragazzi e non era di quello paralitico, e Gesù guarisce, ma non solo guarisce, perdona i suoi peccati, è una vita trasformata. Luca 18, 41, la storia di un cieco. Gesù dice: che vuoi che io ti faccia, Signore, che io recuperi la vista? Interessante che questa storia qua, tante volte, nós dobbiamo manifestare quello che noi stiamo soffrendo, aprire o cuore. Perché tante volte noi stiamo qua in silêncio. E Gesù dice: parli. Gesù sapeva que lui era cieco, sapeva. Parli, que coisa vuoi que eu te faccia? Gesù, ma tu sai que eu sono cieco. Ma che io possa vedere. Recupera la tua vista, tu sei guarito. Quando tu entri qua in una comunità, quando ti trovi con un cristiano, tu devi aprire il tuo cuore e dire: la mia sofferenza, il mio dolore è questo. E quando esiste questa confessione, esiste un aprire do cuore, esiste un Gesù che ascolta, un Gesù che percepisce e un Gesù che agisce e guarisce. Perciò è un Gesù che non soltanto vede la situazione fisica di quello paralitico, non soltanto vede una situazione fisica di una persona, ma Gesù penetra il suo sguardo nell'anima della persona. Ragazzo, i tuoi peccati sono stati perdonati. Adesso non porterai nessuna colpa su di te. Adesso tu sei libero. Tante volte noi entriamo in questa sala con il peso del peccato, dei dolori, della colpa, di tante cose che abbiamo fatto. E Gesù dice: i tuoi peccati sono perdonati. Riprendere adesso una nuova storia. Riprende la tua vita e vai vivere um novo.
L'amarezza adesso diventa perdono. L'abbandono adesso diventa un ritorno. O rifiuto diventa un'accoglienza. La superbia diventa umiltà. La ribellione diventa obbedienza. La falsità diventa veracità. Quello che era nascosto si diventa visibile. Adesso la maschera va giù. La persona è quello che è. Perché questo Gesù fa oltre quello che noi aspettiamo. Lui ha fatto nella mia vita e ha fatto nella vita di tanti qua. Ha trasformato. Perciò la Chiesa è un luogo dove i morti troveranno vita. E è un'esperienza personale di vita. È quello che noi troviamo. Finiamo con l'ultimo testo. E è un cantico. Non vi chiederò di cantare questo cantico, ok? Ma è un cantico molto prezioso. Salmo 30, 10-12. Ascolta, Signore, e abbi pietà di me, ó Signore. Se tu, il mio, e tu mio? Perché? Tu hai mutato, tu hai cambiato il mio dolore in danza. Tu hai sciolto il mio cilitio e mi hai rivestito di gioia, perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. Ó Signore Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Dio ha cambiato il tuo dolore in danza? Dio ha trasformato la tua tristezza in gioia? Dio ti ha fatto rivivere? È questo Dio che ha preso Caio nella morte e ha portato Caio nella vita. È questo Dio che ha preso la tua vita nella morte e ha portato te nella vita. Adesso noi siamo qua oggi per danzare, per ballare, per cantare, per gioire, perché il Signore ha cambiato il mio dolore in danza. Tutti noi abbiamo passato per i dolori e adesso abbiamo l'opportunità della danza, dello ballo. Tante volte noi ci lamentiamo e siamo dei lamentoli, non so come posso dirvi, sempre con lamenti, perché stiamo perdendo la gioia della vita del nostro Signore. Non sono le circostanze che toglieranno adesso la mia gioia. Io non sono la vittima, io sono uno che ha avuto il privilegio di trovare il Signore. E perciò hai cambiato il mio lamento, il mio dolore in danza. È questo il nostro Dio. Se tu ancora vivi questo lamento, questo dolore di fede con nostro Signore, tu troverai il senso della danza, della musica, della gioia, della vita. E adesso possiamo vivere. Preghiamo. Tu vivi già con questa danza? Tu già vivi questa gioia? Se ancora ti manca o ballare e la danza in Cristo Gesù, apri il tuo cuore. Gesù ha detto, se tu andrai da Lui, Lui darà a te riposo, darà a vita. Se ti manca ballare, ti manca la gioia, la danza, è perché ancora il tuo cuore non è sistemato con il Signore. Quello paralitico, non so come è uscito di quella sala, saltando, ballando, non lo so, ma sicuramente con tanta gioia, perché oltre a una cura fisica c'era la spirituale, c'era nell'anima, c'era il perdono. Se ti manca sentire questo perdono, confessa a Gesù e dica: io confesso che io sono peccatore e ho bisogno della tua grazia, della tua misericordia. Salvami, salvami, liberami. Io troverò riposo, io troverò pace, perché questa è la tua promessa, Gesù. Gli amici mi hanno portato qua, sono stati creativi, mi hanno insegnato là il luogo, il gruppo, le persone per darmi vita. Se oggi ti manca questa gioia, condividi con noi.
e possiamo pregare insieme a te. E se ti manca questa gioia, può dire: ho bisogno di bere un caffè insieme con te. E tu possa trovare un amico qua e che noi possiamo parlare. E con questo caffè possa trasformare un grande rapporto di amicizia per una conoscenza del Signore Gesù. Nosso Padre, nella semplicità delle cose che esiste la tua gloria. Fare quello buco sul tetto. Chiudere gli orecchi davanti alla critica e il pregiudizio di quel gruppo di religiosi. Sono degli ostacoli. Ma la creatività tu mi hai insegnato, Padre, a vivere questa grazia con lo sguardo di Cristo Gesù, in amare e dare vita a queste persone. Io ti ringrazio, Padre, perché questa è la tua Chiesa che dà vita. È la tua Chiesa dove le persone possono trovare vita. E che ciascuno di noi, ovunque andiamo oggi, ovunque andiamo questa settimana, possiamo trasmettere con la nostra gioia, con la nostra allegria, la bellezza della tua parola. Siamo liberi, siamo liberi, siamo liberi per te. Siamo liberi. Tu hai cambiato il mio lamento in danza. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Se tu conosci questa verità, danza, balla adesso. Se tu não conosci, comincia a parlare con questo che sta ballando, danzando ao tuo fianco e dica: anch'io vorrei scoprire. Io ti offro caffè, ma condivide a me questa bellezza. Se tu sei quello che si lamenta della vita, che tu possa scoprire la gioia. E questo è bello. Noi abbiamo non solo un culto, abbiamo un incontro di preghiera, abbiamo un incontro di studio della parola, abbiamo un incontro di condivisione. E tutti questi incontri è un marchio con la gioia del nostro Signore, per sorridere, per gioire, per cantare. Che questa sia la nostra esperienza sempre come Chiesa. Amém? Hai cambiato. Non sarà questo cantico, non preoccupatevi. Qual è il cantico? C'è una nuova generazione, cantiamo con gioia. È un cantico di gioia. Momento di offerta, momento di decima, è la nostra responsabilità. Abbiamo preso come Chiesa dell'impegno importante, manteniamo. E se tu sei il nostro ospite, non sentirti costretto a fare l'offerta. È una responsabilità dei fratelli qua, delle sorelle della Chiesa. Per gli ospiti è un privilegio. È il nostro Signore che offriamo. Che noi possiamo fare con la liberalità, ok? Cantiamo, adoriamo e che possiamo fare questo con gioia, amém? Possiamo stare in piedi e facciamo questo momento di consacrazione al nostro Dio e cantando. Ok, vai Emerson! Con il fuoco di Dio nel suo cuore, appassionata per la visione.
Grazie, Padre, che è un privilegio fare un momento di offerta, una consacrazione. Grazie. Siamo liberi in Te per questo. Grazie per questo momento di culto, per questa esperienza e che noi possiamo sempre vivere la Tua vita con la gioia, con sorriso. Grazie, Padre, perché Tu hai cambiato il nostro dolore in gioia e in Cristo Gesù. Benedici il Tuo popolo, la Tua gente, Padre, la Tua Chiesa. E la fedeltà del Tuo popolo, Padre, Tu possa dimostrare la Tua grandezza ancora di più, che loro possano percepire o quanto è prezioso vivere questa fedeltà e questa responsabilità. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Potete accomodarvi? Franca, tuo libro non c'è più. Tutti venduti. Oh, glória. Abbiamo pensato, sono andati tutti. Adesso, se qualcuno di voi volete un libro di Franca, ok, esatto, qua, dovete prenotare. Così potete parlare con la Giorgio, con Walter, della libreria, e così, se noi abbiamo un numero abbastanza, possiamo fare novamente una nuova richiesta, ok? Così sono finiti, non c'è più, e grazie, è un privilegio per noi, una grande gioia. E sono delle persone, degli altri loro che già mi hanno chiesto e ho detto, non c'è più. Così, quanto bello vedere questo, ok? Così, grazie, e grazie alla Chiesa di essere coinvolta in questa storia. E è un privilegio per noi come Chiesa avere la persona di Franca qua con noi e questo grande regalo. Così, se volete ancora, dobbiamo vedere un numero per fare novamente una nuova richiesta, ok? Per notare gli altri libri. Gli altri avvisi qua, ok. Oggi riprende il culto corneliano, siamo rimasti 3 domeniche senza culto, sarà in un albergo sulla Pontebana, Eurorest, ok? Così sarà alle ore 18 il nostro primo culto in questa struttura di albergo, stiamo cercando una sala, questa settimana andremo a vedere un'altra sala, e pregate per Corneliano. Grazie a Dio la Chiesa sta bene, l'entusiasmo di riprendere è stata una sorpresa positiva e è bello di vedere la comunità di là con questo entusiasmo, servindo al Signore. Giorno della mamma oggi, no? Preghiamo per tutte le mamme. E bello. Ho perso la mia mamma, già sono 47 anni. Wow, 46 anni. Ma quanto è bello vedere qua tante mamme con questo sorriso. Preghiamo. Pensa nella tua mamma, quella persona che ha preso cura di te, al tuo fianco, nella tua mamma. Tante volte ha fatto qualche sguardo difficile, è la tua mamma. Ma era sicuramente la tua mamma ha fatto delle lacrime che tu non puoi neanche immaginare, perché la tua mamma, di nascosto lei piangeva per te, di nascosto lei sorrideva per te, la tua mamma. Nostro Padre, oggi è un giorno che si ricorda tanto della persona della mamma. E non sarà solo una festa, ma è un ricordare con gioia e entusiasmo. Perché tuo Padre ci ha regalato una persona che è stata la mia mamma. Grazie, Padre, perché è prezioso ricordare di una persona che ha fatto parte della mia storia e mi ha aiutato a costruire questa mia storia. Io, Padre, chiedo oggi le tue benedizioni per tutte le mamme di questa comunità e gli altri. Che le tue benedizioni siano con loro, Padre, ovunque siano. Benedici, proteggi e che loro possano avere sempre la saggezza di essere un esempio di fede davanti ai suoi. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém? E come si dice, mamma in Italia sono con 3 M, perché sono mamma. Buona domenica a tutti. Ciao.